È ottobre e arriva anche la fiera d'ottobre a Rovigo, infatti la 537esima fiera d'ottobre è qua, pronta per aprire i battenti. Un saluto da parte di Andrea Bolognese, dalla pagina Facebook e blog di Adria e del Polesine, che vi ricordo potete usare, strausare per condividere i vostri eventi, locandine, manifestazioni, eccetera, eccetera. Come stavamo dicendo, arriva la 537esima fiera d'ottobre, il centro storico si appresta a Rovigo, il centro storico si appresta a vivere il momento clou dell'ottobre rodigino. La tradizionale fiera quest'anno si terrà da sabato 19 a martedì 22 ottobre con circa 300 bancarelle che animeranno come di consueto la città con prodotti di ogni genere. Non mancherà il tradizionale Luna Park per la gioia dei piccoli nell'area antistante al Censer, dove tante giostre porteranno allegria e divertimento per bambini e ragazzi. Da non perdere anche la classica fiera campionaria al Censer appena fuori dal centro cittadino. Molto bene, vi lascio sul post di questo video anche il link per vedere appunto l'evento. Ringraziamo i ragazzi della pagina Rovigo Centro che daranno tutte le news appunto sulla fiera d'ottobre. Inoltre c'è anche da dire che già dai primi giorni di ottobre, ecco, ci saranno, eccola qua, ci sarà appunto l'attesa, anzi saranno già aperte appunto le 3 location più prestigiose, che sono la Pescheria Nuova, Palazzo della Gran Guardia e il Teatro Sociale, che fino ai primi giorni del mese appunto apriranno le porte alle associazioni del territorio locale per mostre, conferenze e concerti dal vivo. Comunque, ottobre rogisino, 537esima fiera d'ottobre a Rovigo, e un grazie a tutti per l'ascolto. Vi ricordo, vi lascio il link sul post del video per andarvi a vedere l'evento, per vederlo con i vostri occhi, e ovviamente grazie a tutti. Vi ricordo sempre il blog di Adria del Polesine, la pagina, ma ancora di più il gruppo Facebook per condividere i vostri annunci. Grazie per l'ascolto a tutti, ciao da Andrea.